Buonasera ragazzi, come sappiamo il cane è il miglior amico dell'uomo e nella storia ci sono tanti esempi di come i cani fossero così incredibilmente fedeli ai loro proprietari da non poter sopravvivere addirittura alla loro morte, a non bere, a non mangiare, quindi andavano sul cimitero. Ci sono tante storie nella storia della nostra esistenza che davvero sono incredibili. Stavolta voglio raccontarvi di un cane, esattamente di un dog, di un uomo di 25 anni. Questa persona, ragazzi, aveva un tumore, diciamo, al lobo temporale del cervello e quindi era caduto malato e quindi questo cane da sempre, ciao Alessandro, era affezionato a questo suo padrone, quindi diciamo che era la sua vita, il cane è lo stesso col padrone, in effetti avevano questo legame che io ho chiamato spirituale e quindi già da quando ha incominciato a sentirsi male il suo proprietario, questo cane ha cambiato, diciamo, atteggiamento. Quindi già il cane forse sentiva o percepiva questa cosa, diciamo, strana in effetti. È successo che questa persona è malata, ciao Luisa, più o meno dal 2014 è terminata nel 2018 purtroppo. Questo ragazzo di 25 anni non ce l'ha fatta e dopo 15 minuti ragazzi esatti il cane muore improvvisamente senza un motivo. Lo portano giustamente a vedere e il cane non si sa, è morto, non ci sta un infarto, non ci sta nulla, purtroppo cause naturali, quindi non si sa, però purtroppo era morto il padrone e giusto dopo 15 minuti che stavano facendo il funerale, che avevano messo la salma diciamo, nella bara, il cane non ha resistito ed è morto. Quindi tanti psicologi pensano che si sono chiesti se sia possibile stabilire una connessione spirituale così sottile tra un cane e un uomo, il che percepisca rapidamente la morte dell'altro. Sì, sì, questa è una cosa che mo ho letto di una signora che sta scritto in russo, quindi ho fatto la traduzione. Questo ragazzo era un ragazzo russo che si è ammalato di tumore, ha resistito per 4 anni, però non ce l'ha fatta. Fatto sta, fanno il funerale, dopo 15 minuti muore il cane. Lo portano comunque dal veterinario da cause naturali, quindi non c'è una spiegazione. L'unica spiegazione è che non ha retto alla perdita del suo padrone, perché in questa casa avevano 3 cani, però il più affezionato è quello là che era, diciamo, il primo cane, era proprio lui che stava sempre insieme a questo ragazzo di 25 anni. Quindi diciamo che lui andava sempre, era quello là suo proprio, quindi anche se aveva altri cani. Non c'è stata nessuna risposta perché sia morto questo cane, è morto per cause naturali, questa è la spiegazione che il veterinario ha dato e quindi si domandavano i psicologi, parapsicologi, se ci sia una linea sottile tra l'uomo e il cane, come una connessione spirituale. Giustamente non ci sono risposte a questa domanda, ovviamente, ma non è la prima volta che si sente una storia così e non credo che sia l'ultima che sentiamo. Anche quanti di noi hanno visto il film Achiko, il cane che andava sulla tomba del proprietario e poi un bel giorno morì e si vede nel film che Richard Gere lo va a prendere quando è morto. Diciamo il proprietario era, diciamo, Richard Gere nel film Akiko. Quindi diciamo in effetti in Cina ci sta questo simbolo, in effetti è una storia vera quella di Akiko, non è una storia inventata. Hanno fatto il film, vabbè, ma comunque quel cane aspettava il padrone davanti alla stazione ed è morto lì di freddo e di fame perché lui aspettava che
il proprietario ritornava perché lo andava ad accompagnare la mattina alla stazione, poi al ritorno, sì, era un husky, sì, al ritorno se ne andavano a casa. Quindi in effetti è basato su una storia vera, anche se l'ha fatto Richard Gere il film, però la storia è reale, quindi ci hanno fatto solo il film, ma poi tutto quello che vedete là è una storia reale, quindi non è la prima e non è l'ultima. Sì, 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 chi ha gli animali può capire che ci sta una connessione molto forte tra uomo e animali. In effetti anche questo soldato, vedete, ho messo questa foto di un soldato che torna dall'Afghanistan. Tanti video ci sono anche in inglese che vedono che quando il proprietario torna, ragazzi, ci fa la festa. In effetti, se andate su YouTube, soldato rientra dall'Afghanistan, il cane gli fa la festa. Ce ne sono un sacco di video così. Quindi ho voluto mettere proprio questa foto perché sono tanti video che compaiono su YouTube quando un ragazzo torna, diciamo, dall'Afghanistan. Quando manca un anno, poi arriva il proprietario, fanno una festa esagerata. Sì, sì, hai ragione tu, non cercano nulla in cambio, quindi è un amore disinteressato. Quindi anche se tu lo tratti male, il cane ti tratterà sempre bene. Quindi è questa la storia della connessione tra l'uomo e il cane. Lo so, stavolta ho cercato questa notizia, volevo cercare una notizia bella, però è triste, sì, però è bella dal lato, diciamo, umano, in effetti, perché vedi questo legame che va oltre la morte, diciamo, quindi questa è una storia diversa da quelle che di solito pubblico, ragazzi, terremoti e tutte queste cose qui. Questa qui è una storia che oltre la morte ci sta ancora questa cosa, quindi un legame profondo che supera addirittura la morte, pensate un poco, quindi perciò ho voluto fare questo video e mettere questa foto di questo soldato che rientra dall'Afghanistan e vedete il cane gli va vicino, quindi in effetti no, ok, quindi diciamo è una bella storia, ma allo stesso tempo è triste, però è diversa dal solito. Quindi anche a me piacciono i cani, anche io ce ne avevo uno, ragazzi. Purtroppo io di tanti, diciamo tanti anni fa, più o meno mi ricordo 4 anni fa, quindi già da parecchio. Io ad esempio avevo, non so come si dice, tipo un barboncino, quello là bianco, tutto un batuffolo, e comunque ha vissuto 16 anni, mi pare, più o meno. Metti anche nel video, quindi diciamo, in effetti, sì, sì, tanti amici miei hanno avuto il cane, quindi sì, sì, io adesso ho la tartaruga, penso, c'ho la tartaruga che mo c'ho un anno in più, ma già è diventata molto grande, eppure tutti i giorni la vado a pulire, la vado a fare, quindi anche se è una tartaruga la vado a pulire tutti i giorni, la do da mangiare, quindi è un impegno. Prima in effetti avevo i canarini, avevo la passione per i canarini, però ho davvero esagerato perché poi da una coppia, eh, a me il mio cane si chiamava Billy, l'avevo messo il nome, quindi diciamo da due ne sono usciti più o meno una cinquantina di canarini. È una cosa pazzesca, quindi si accoppiavano, ho fatto i figli, poi i figli, ho fatto proprio un casino a casa. Quindi diciamo davvero un casino, guarda. Quindi era pazzesca la cosa. Poi alla fine li ho regalati, ma ogni estate, puntualmente verso aprile-maggio, facevano 3, 4, 5 nitate e mi ritrovavo con 10-15 canarini in più. Quindi alla fine li ho dovuti cedere perché erano più di una cinquantina. Sono partito da una coppia.
quindi poi ho lasciato stare, poi ho preso il cane, poi dopo il cane non ho voluto prendere più. Sì, sì, qua ci sta un casino di Marcella, però purtroppo non riesco a distinguerla da qui, capisci? Cioè ce ne stanno due in effetti, però non so se blocco uno, se blocco quella lì giusta o quella lì sbagliata, capisci? Quindi devo fare un mio metodo sicuro, devo avere da parte un altro cellulare che io ce l'ho e devo mettere da parte qual è quella di vera e quella di falsa. Solo così posso controllare, capisci? Perché riesco a vedere qual è la vera e qual è la falsa. Purtroppo quando faccio la diretta, ragazzi, i nomi compaiono, non riesco a distinguere la vera dalla falsa. Dopo la posso cercare, ma la signora, che sappiamo tutti chi è, cancella i suoi messaggi, quindi non la posso beccare. Allora devo mettermi un cellulare a parte di questo qua che già ho davanti, a fianco a me, che così mentre io parlo vado a controllare e la becco. Solo così uno si può mettere a fare questo ogni volta, guarda. No, Alessandro, ma è un casino, capisci? Ma io ho un altro cellulare, quindi non ho problemi. Quindi me lo metto sotto qui al computer, perché questo è una Huawei, c'è un Samsung. Vado su Samsung e vado a vedere la falsa quale, ma ma vedi uno dove deve arrivare, Alessandro, mi devo mettere col cellulare qua, devo parlare del video, poi devo tenere l'altro sotto qui e controllare chi mi sta scrivendo man mano per capire la falsa e la vera chi è, ma dai, ah. No, ma lo faccio perché così la blocco proprio per sempre e basta, però è quasi ora di finirla, mannaggia la miseria di Alessandro. Questa signora davvero è stata. Ho fatto di tutto, guarda, per cercare di allontanarla. E non è vero, a volte, sai che, a volte ho capitato che, sai che fa Alessandro? Toglile questa, questa è quella alla falsa, poi vai a vedere lei quella che era la falsa, non quella là che scriveva così. Quindi è un casino, non posso credere a nessuna delle due in questo momento, ma non perché non voglio credere, perché ho paura di eliminare quella lì, giusta, capisci? Questo è il problema, non voglio bloccare la vera, questo è il casino. Quindi mo devo solo mettermi un altro cellulare sotto vicino al computer, in modo che quando faccio la diretta posso vedere la differenza tra le due, capisci? Perché tu quando clicchi sul suo, vai al canale, metti sui tre puntini, vai. Ma sì, perché io ci clicco sopra, no? Metti utente in timeout, segnala, rimuovi, aggiungi moderazione, cioè capisci? Io invece con l'altro cellulare, sì Maria, purtroppo ancora va avanti. Con l'altro cellulare io riesco a farlo in effetti, capisci? Becco la originale subito subito. No, lascia i commenti, Marcella, poi voglio vedere se la becco a questa. Ora giro un po' su YouTube e la trovo, non ti preoccupare. Non voglio, diciamo che non volevo sciamonire, come diciamo noi in napoletano, ma lo devo fare così la devo beccare. Perché quando io faccio la ricerca su YouTube Marcella del Zotto mi escono, capisci? Marcella dal Zotto mi esci tu e qualcun altro, quindi vedo la differenza delle due, capisci? Solo così la becco, perché lei sa che cosa fa? Fa la furba, mo che ho terminato di fare il video, lei cancella i suoi messaggi e io non la trovo. E invece adesso la vado a trovare su YouTube direttamente, perché ogni persona che si registra, anche se non ha un canale, stai registrato, quindi basta che io scrivo Marcella Tarzotto e vado a vedere quante ce ne sono. Automaticamente elimino quelle là che non sei tu, perché io poi vado sul mio canale, ti trovo e vedo quale sei tu, cioè i commenti che hai messo sotto i miei video, quelli là adesso lei cancella i suoi, quindi rimangono i tuoi adesso, quindi io vedo tu chi sei veramente e faccio la differenza con le altre, quindi automaticamente esce fuori lei. Ma vedi uno che deve fare, dai. È un casino perché al termine di questo video sai che cosa fa? Cancella tutti i suoi messaggi,
quindi io trovo solo i due, Marcello, quindi vado sul tuo canale e me lo metto davanti, poi vado a trovare le altre Marcelle dal Zotto che ci sono in giro e le metto tutte in blocco e vediamo chi è più forte. Tanto io l'ho detto a lei, o vinco io, o vinco io, o vinco io, ci sono tre possibilità, quindi può scegliere. Vabbè. No, no, adesso la vado a cercare su YouTube, ma io ci metto un secondo, solo che a volte è scocciante, adesso, però purtroppo lo devo fare per rispetto a Marcella, quella lì vera, e quindi la vado a bloccare. Ma quella poi ne fa un altro, capisci? Quindi stiamo sempre a fare così. Tanto io, guarda, io oramai è dal 12 di agosto che non mi sta chiamando più sul cellulare, quindi l'hanno già fermata perché non può chiamarmi perché se no va in hotel e per hotel io intendo dove non si possono usare cellulari, dove non si può portare nulla, quindi non le conviene chiamarmi sul mio cellulare. Quindi se in questo momento lei mi chiama, automaticamente si condanna da sola. Quindi adesso sta agendo con nomi falsi, non con il suo nome vero. Non mi sta chiamando sul cellulare dal 12 di agosto perché ha avuto già il secondo ammonimento. Al terzo ammonimento, ragazzi, scatta l'offside, lo chiamo io. Qui ci sta un hotel pure a Salerno che sarebbe, ma avete capito che cosa intendo dire. Allora già ha due ammonimenti. Il terzo ammonimento si va in gattabuia. Quindi perciò la signora adesso non scrive, non mi messaggia più, non mi chiama più. Quindi l'ho beccata, ragazzi, adesso l'ho trovata, Alessandro, l'ho trovata adesso. Sai perché? Io ho detto ho avuto due ammonimenti e lei mi ha risposto uno. Quindi quella lì che ha risposto una è quella la vera, la falsa, cioè. Io ho detto due ammonimenti dal giudice, invece questa parcella mi ha scritto uno, che in realtà già l'ha avuto lei uno. Allora adesso ho capito chi era la falsa e quindi già è stata, Marcella è già stata bloccata. Quindi vedi, a volte è più facile del previsto, quindi è stato più facile sto giro. Io ho detto due ammonimenti e lei mi ha detto, mi ha risposto, ha fatto segno solo uno. E abbiamo subito stavolta. Sì, sì, era lei, sì, sì, sì. Perché io ho detto che il giudice gli ha dato due ammonimenti, no? E lei ha scritto uno. Cioè che la Marcella vera perché doveva scrivere uno? L'ha fatto pure a numero, capisci? Non l'ha scritto a lettere, quindi ha scritto uno. Perché lei uno già l'ha avuto. Allora io ho detto il secondo per vedere quella cosa diceva. In effetti, brava, non doveva continuare a dire, perché io quando ho detto avrà ricevuto due, lei doveva stare zitta e non continuare a dire no, uno, perché dicendo così mi confermi che sei tu. Vabbè, così ho sparagnato ragazzi di andarla a cercare su, come si dice, su YouTube. Ma vedi un po', è pazzesco ragazzi. Vabbè ragazzi, è stata una bella storia, anche il finale è stato un po' diverso dalla storia che siamo partiti, vabbè. Sì, sì, al finale io ho detto due, quella mi dice no, uno, e quindi l'abbiamo beccata. Vabbè, ciao Alessandro, ciao Maria, e ci sentiamo al prossimo video. Ciao ragazzi.